Cagliari-Napoli, Ranieri sicuro delle sue idee, con Calzona non cambia nulla. Ciao napolitani, siamo in Napoli dal cuore. Lasciate un like su questo video e iscrivetevi al canale così YouTube potrà avvisarvi dei prossimi video del canale. Grazie. Andiamo al video. Domenica il Napoli dovrà affrontare la complicata trasferta in Sardegna. Il Cagliari di Claudio Ranieri attende gli azzurri. I rossoblù reduci dal pareggio fuori casa contro l'Udinese. Il risultato in questione non ha fatto uscire i sardi dalla zona retrocessione. Ora occupano il 19° posto in classifica, 6 punti di vantaggio sulla Salernitana ultima in classifica. La zona salvezza, che quest'anno vede coinvolte tantissime squadre e si preannuncia più calda che mai, è a soli 2 punti di distanza, cosa che consentirebbe al Cagliari di superare Sassuolo e Verona, a pari merito al 18° posto. Gli emiliani sono avanti in classifica grazie agli scontri diretti. In sostanza, il Cagliari che affronterà il Napoli è una squadra alla disperata ricerca di punti, utili per uscire dall'intricata zona retrocessione. Qualche settimana fa Ranieri ha presentato le sue dimissioni alla dirigenza, ma sono state respinte, quindi toccherà a lui guidare i sardi verso un luogo sicuro. Per il prosieguo della stagione, però, l'ex allenatore dell'Estar potrà contare sull'apporto di Gianluca Gaetano, entrato subito in forza con la maglia del Cagliari. Arrivato in prestito dal Napoli quest'inverno, ha già segnato 2 reti nelle ultime 2 partite. Le dichiarazioni di Ranieri in conferenza stampa. Dobbiamo giocare queste partite come sappiamo, senza pensare all'avversario, sono tutti punti importanti. Il Napoli non è in crisi, l'ho visto con il Barcellona e non è affatto in crisi, spiega Ranieri. Poi il paragone con la scorsa stagione. L'anno scorso erano una macchina da guerra. Forse non riusciranno a fare tutto, ma sono pronti a rilanciare un campionato iniziato male. Hanno grandi giocatori, ma alla fine della partita i nostri tifosi dovranno essere orgogliosi di quello che hanno visto. Secondo voi tifosi del Napoli, la nostra squadra è la favorita contro il Cagliari? Secondo il mio parere sì opinione. Cerchiamo la vittoria fuori casa, ora voglio conoscere la tua opinione qui nei commenti. Lascia un like sul video e iscriviti al canale, Forza Napoli!